Complimenti ancora. Sono partiti, sono sull'interno però Mauro questa volta ha scelto la tattica leggermente diversa. Mauro è andato lui sull'interno e quindi ha superato il famoso gioco della diretta, il famoso gioco della diretta che aiuta sempre gli audaci. Primo Mauro Roti, secondo Davide Arti. Allora facciamo un applauso prima di partire ai due ragazzi, a Massimiliano e Federico, finale per il 10° palio di Galliera Antica organizzato dalla parrocchia di Galliera. E è partita la finale con Federico Rondelli su Fulmine e Massimiliano Pancaldi su Tornado. Leggero vantaggio di Fulmine montato da Federico, mentre Massimiliano sta aspettando di dare la botta finale. Ecco Federico che finisce il primo giro, ecco Massimiliano che ritorna, giro mezzo ancora davanti Federico, con Massimiliano che ripaglia una grande gara veramente tra due ragazzi e due somari veramente forti. Ecco, Federico per l'ultimo giro ancora avanti con il Tornado è passato davanti per Massimiliano, questo è l'ultimo giro. La lotta è molto bella, c'è un gran tifo sia per Massimiliano che per Federico. Ecco che ricordiamo che Massimiliano è il campione assoluto, la Pesca è il campione assoluto. Ecco, Massimiliano si trovato, Rondelli Federico. Su Fulmine. Un grande applauso per Tornado e Fulmine. Massimiliano Pancaldi, Rondelli Federico. Non sei caduto? Non sei caduto. Rimaniamo lì. No, l'unica volta che poteva vincere, ma possiamo vincere il palio lo stesso. In base ai risultati la Pesca arriva seconda e il primo e il palio viene aggiudicato alla contrada del Riso. Quindi nonostante la grande faticata che ha fatto Massimiliano, nel punteggio finale il palio 2011, 10° palio, è stato vinto dal Riso. Per il contratto di Galliera 2011 è stato vinto dal Riso. Rondelli Federico, Franchini Elisa, Mauro Rodi. E nella storia, mi dicevano che nella storia del palio, il Riso è la prima volta che vince il palio. Ancora un grande applauso al Riso, vincitore del palio di Galliera 2011. Io... Male al culo? Esatto.